Oggi, nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con, ospitiamo Laura Zandonella Fracchier, conservatrice e curatrice del Museo dell'Occhiale, che è anche vice sindaco di Pieve di Cadore. Laura Zandonella gestisce e organizza attività legate al museo come mostre temporanee, mostre fisse e conferenze. Un benvenuto alla nostra ospite e agli ascoltatori che ci seguono anche fuori dal Cadore. Innanzitutto buongiorno, come va? Buongiorno Vittore, grazie, tutto bene. Stiamo ripartendo. Ecco, questa è la cosa più importante. Come è andata la ripresa dopo tanto tempo di stacco? Ma personalmente stavo quasi meglio a casa a godermi la famiglia. Lavorativamente parlando siamo partiti con tanti dubbi, abbiamo aspettato un po' di giorni rispetto a quello che ci prevedeva, insomma, il decreto che ci permetteva di aprire già dal 18 maggio, ma abbiamo preferito attendere i primi di giugno per riaprire, sia per mettere il museo in sicurezza e sia, insomma, per capire come si evolveva la situazione. Con venerdì scorso abbiamo riaperto al pubblico, abbiamo avuto qualche visitatore, poco, però insomma diciamo che cerchiamo di essere positivi, ecco, soprattutto di fronte a un'estate dove dicono che la montagna andrà alla grande, quindi noi speriamo che qualcuno di questi turisti venga anche al Museo dell'Occhiale. Infatti anche come promozione del comune è stato lanciato il discorso dei sentieri, specialmente quelli di fondovalle, che sono i più belli, forse anche i più sicuri. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso e ripartiamo dal discorso del Museo dell'Occhiale. Voi quest'anno siete in collegamento anche per gli orari con i musei della Magnifica. Sì. Avete trovato un accordo? Ma allora sono anni che noi comunque cerchiamo di lavorare insieme con un biglietto cumulativo che quindi permette al turista di visitare tutte le sedi museali con un prezzo vantaggioso. E quest'anno, al momento della riapertura, ci siamo un po' confrontati, ci siamo resi conto che forse aveva un senso ripartire tutti insieme, dando un'offerta il più possibile uniforme, in modo che un turista che arrivava a Pieve non trovava un museo aperto, uno chiuso, che insomma sono sempre quelle cose spiacevoli. E quindi abbiamo pensato in comune, insomma, di aprire il weekend soltanto nel mese di giugno e poi con luglio riaprire, si spera che non cambi niente, nuovamente con regolarità tutti i giorni. Certamente, questo è l'auspicio che facciamo tutti. Ecco, chi ci ascolta, non tutti sanno che cos'è il Museo dell'Occhiale e quando è nato. Qual è la storia del Museo dell'Occhiale? Allora, Vittore, lei ha detto bene, non tutti quelli che ci ascoltano sanno. Purtroppo è un museo che è poco conosciuto, però quando poi viene visitato viene molto apprezzato, perché raccontiamo una storia molto curiosa, che non è soltanto la storia, tanti pensano che qua dentro sia poco più di un'ottica, no? Di un negozio di ottica con degli oggetti esposti, e invece quando entrano scoprono una storia sconosciuta ai più. Questo museo ha una storia lunga, nel senso che si inizia a parlare di un museo già negli anni 50 del Novecento, quando Enrico Delotto, che era un medico, un umanista, raccoglie alcuni oggetti prodotti sul territorio, considerate che qui è dal 1878, no, in Cadore, che si producono occhiali, e questi oggetti lui li espone in una mostra in occasione dei Giochi Olimpici di Cortina, e lui dice che quello doveva essere, secondo lui, il nucleo di un primo museo dell'occhiale nazionale qua in Cadore. Enrico Delotto purtroppo muore, il suo sogno rimane nel cassetto per molti anni, fino a quando alla fine degli anni '80 Vittorio Tabacchi, collezionista a sua volta e l'attuale presidente della nostra fondazione, che gestisce poi il museo, viene a sapere che l'ottico Bodart vendeva la sua collezione. Quindi mette in moto una macchina che coinvolgeva sia il pubblico sia il privato, e riescono ad acquistare questa importante collezione che comprendeva 1600 pezzi che raccontavano la storia della lente e dell'occhiale in tutte le sue sfaccettature, dagli inizi, quindi siamo alla fine del Medioevo, fino agli anni 50 circa del Novecento.
acquistano questa collezione e aprono il primo museo dell'occhiale. Siamo nel 1990, quindi 30 anni fa, in un'altra sede rispetto a quella dove siamo adesso, e da lì inizia questa avventura che ha visto negli anni crescere il museo sia nei suoi reperti, perché attualmente abbiamo più di 4.000 reperti, quasi tutti catalogati, e poi il museo si è trasferito in questa nuova sede e è cresciuto insomma nel corso di questi 30 anni, ha fatto dei grandi passi. Io ho conosciuto Bodar, l'ho conosciuto nei giorni dell'inaugurazione, quando c'era Vittorio che stava preparando l'esposizione, stava preparando l'accoglienza degli ospiti, io l'ho conosciuto, abbiamo parlato della collezione, era una carissima persona da quanto mi riguarda. E poi io ho ancora fotografie di allora, dell'inaugurazione. Ecco, perciò è un ricordo che si collega proprio con questo discorso qua. Ma quando è nata la fondazione? Perché è nata la fondazione? Allora, la fondazione è nata successivamente nel 1996 proprio per gestire questo patrimonio di occhiali e di strumenti ottici. Nasce ed comprende una serie di soci, sia pubblici che privati, posso nominarne alcuni che possono essere la provincia di Belluno, la Magnifica Comunità, l'Unione Montana e soci privati, può essere Confindustria, Mido, Anfao, recentemente è entrato anche il comune di Pieve di Cadore da qualche anno, e quindi insomma siamo 14 soci che gestiscono questo patrimonio. Una gestione non sempre facile, nel senso che gestire un museo non è facile, ci vogliono risorse e al giorno d'oggi è sempre più difficile reperire. Certamente, insomma, ecco. Sì, certamente. Ma qual è il ruolo del museo nell'ambito del distretto dell'Occhiale? Diciamo che è il punto di riferimento per quanto riguarda la storia del distretto. Il distretto chiaramente ha varie voci e varie sfaccettature, e qui invece viene raccontata, effettivamente le aziende l'hanno capito, viene raccontata la loro storia, perché un piano del museo racconta proprio la storia dell'occhiale, ma un piano racconta la storia dell'occhialeria dalla nascita ai giorni fino ai giorni d'oggi. E abbiamo anche un archivio e quindi diventa un centro dove conoscere la storia di questo distretto. Anche come documentazione, non solamente come visione. Sì. Tra l'altro io ho fatto da guida qualche volta nel museo e ho trovato dei pezzi che sono meravigliosi. Io ricorderò sempre quell'astuccio fatto con le perline che mi spiegava, Bodar me l'aveva spiegato quel pezzo là, che era stato fatto, le perline avevano un buco talmente sottile che le donne che l'hanno fatto dovevano farsi crescere i capelli, perché altrimenti non c'era nessun filo che potesse entrare in questo perché il museo non è solo occhiale, è anche tutto il contorno dell'occhiale, non è così? Ma infatti, guardi Vittore, noi abbiamo dei pezzi che sono veramente unici, dei pezzi che sono dei veri e propri gioielli. Io dico sempre, a un certo punto l'occhiale perde un po' il suo valore di semplice correzione visiva e diventano dei veri e propri gioielli da esibire in pubblico nelle occasioni mondane. E qua abbiamo dei pezzi in oro con pietre preziose, abbiamo dei piccoli astucci, appunto come ricordava lei, quello ricamato con i capelli Sì. di donna. Insomma, abbiamo dei pezzi veramente originali e per l'importanza, insomma, ecco, possiamo dire che siamo il museo più importante in Europa, sicuramente per quanto riguarda questo pezzo di storia, insomma, di questo oggetto. E forse, mettiamoci anche forse al mondo, ecco, ci sono delle collezioni private molto belle, però come musei... Confermo al mondo, perché quando è stato necessario fare in Cina una esposizione hanno dovuto prendere il vostro materiale e voi giustamente non avete mandato i pezzi principali, avete mandato quelli di scorta. Sì. Me lo ricordo sempre questo, perché avete talmente tanto materiale che potete permettervi anche questo. Sì, anche perché fare prestiti è sempre un po' rischioso, no? Sì. Per gli oggetti, perché si rischia che vadano smarriti o che vadano rotti, se non si sa magari quante mani possono passare o toccare questi oggetti nell'allestimento, disallestimento delle mostre. E quindi cerchiamo
quando possiamo. Poi ci sono alcuni oggetti che purtroppo sono pezzi unici e se vogliamo raccontare quella storia dobbiamo per forza esporre quell'oggetto, ma dove possiamo cerchiamo di mandare le copie che abbiamo in magazzino un po', così le facciamo prendere anche aria e un po' non rischiamo la nostra collezione principale. Da quanto mi risulta avete anche gli occhiali di un santo, del Papa. Del Papa, certo, abbiamo gli anche occhiali gli d'oro occhiali. del Papa. Sì, abbiamo occhiali del Papa che sono importanti, ma abbiamo infatti sono anche... di un santo adesso, no? Eh sì, infatti non ci avevo pensato subito, Vittore, quando mi ha detto un Sì, santo, ho sì. detto a Cipicchia. E abbiamo anche occhiali di altri personaggi famosi che hanno avuto la voglia, insomma, il piacere di donare i loro occhiali autografati, che sono passati anche all'interno del nostro museo, e quindi abbiamo questa collezione speciale di occhiali famosi. C'era sempre un'immagine che mi veniva in mente quando arrivavo lì a visitare il museo, di un'attrice, la Barboni, che aveva gli occhiali fatti dalla Cadora, quelli grandi come una farfalla, come avesse le ali quasi. E lei, la Barboni, non si è mai rifiutata di assicurare che lei prendeva gli occhiali in Cadora. Ha sempre sostenuto questo. Ecco, Beh, anche recentemente, insomma, ci sono tanti cantanti o attori che indossano, magari noi non lo sappiamo, oppure insomma il pubblico non lo sa, ma indossano occhiali prodotti qua sul nostro territorio da ditte più o meno conosciute, quindi è sicuramente un nostro vanto. Certamente, certamente. Ma voi avete anche una sezione tecnica al piano superiore, se non sbaglio. Allora, quello è stato un bellissimo progetto che è partito insieme con la Scuola d'Ottica di Pieve di Cadore, con cui sono parecchi anni che collaboriamo strettamente in progetti di crescita sia dei ragazzi che del museo stesso. E è un progetto finanziato dalla Fondazione Cari Verona che ci ha permesso di fare una postazione, chiamiamola più tecnologica, più multimediale, dove facciamo capire alla gente come funziona la luce quando entra all'interno della lente, quindi rifrazione, riflessione, e dove questi visitatori in bilingue inglese e italiano possono scoprire premendo dei tasti come la luce reagisce. Ed è un lavoro che hanno fatto i ragazzi, quindi è un progetto che mi sta particolarmente a cuore, insomma. Ma si tratta di imparare in questo caso? Sì, è una sezione didattica, sì. Didattica. Ecco, voi ogni anno fate una mostra aggiuntiva al museo, scegliendo ogni anno un tema differente. Da cosa nasce questa voglia di esporre cose insieme agli occhiali? Beh, allora, l'obiettivo di fare le mostre sono molteplici. Uno è sicuramente quello di stimolare la gente che è già venuta all'interno del museo a ritornare, no? Per scoprire altre cose. Un altro è quello di approfondire delle tematiche che magari dentro il museo sono accennate e quindi è anche l'obiettivo di tirare da fuori dal magazzino quegli oggetti che abbiamo detto che sono maggior parte nascosti, e anche e soprattutto quello di creare nuovi legami con l'università, con l'accademia, insomma con altri enti che poi insomma aiutano non soltanto in occasione di quella mostra, ma che poi ci portiamo come un pacchetto di conoscenze e di formazione che fanno crescere sicuramente il museo. Voi fate anche delle attività didattiche, specialmente per i bambini. È famosa la vostra Notte al Museo, che ha avuto tanto successo per noi giovani, e non solo i bambini, ma anche per qualche adulto. Di che cosa si tratta? Allora, noi sono tanti anni che ci siamo formate e siamo stati quasi uno dei primi musei in provincia a specializzarsi in attività didattiche, che abbiamo rivolto inizialmente soltanto ai bambini, con dei pomeriggi al museo, compleanni al museo, e poi la famosa Notte al Museo che piace tanto ai bambini, a noi un po' meno perché usciamo distrutte, non abbiamo più l'età, immagino proprio. per farlo, ma è una cosa che piace tanto, quando i bambini entrano al museo la sera, fanno delle attività didattiche, quindi scoprono sempre, ogni attività ha uno scopo, no? Insegnare ai bambini un qualcosa legato alla lente, al cannocchiale, alla moda, insomma, a temi che sono presenti all'interno del percorso del museo, e poi alla fine ci mettiamo il pigiamino, dormiamo tutti all'interno del museo, al mattino ci svegliamo e tutti ritornano a casa sani e salvi, fortunatamente. C'è stato anche un periodo che facevate anche osservazioni delle stelle di notte.
sì, perché collaboriamo con questa astrofisica che lavora a Trieste, che è Giulia Iafrate, e che abbiamo conosciuto in occasione di un'importante mostra che abbiamo fatto qua al museo, che erano i 400 anni dell'invenzione del telescopio, e una mostra su Galileo, e la collaborazione continua e grazie a lei facciamo queste meravigliose osservazioni del cielo. Sì. Tra l'altro questa astronoma non è l'ultima arrivata, perché è No. l'erede di Margherita Hack, giusto? Esattamente, sì, infatti siamo molto fortunati ad averla nel nostro pacchetto, pacchetto di persone che collaborano con noi, Sì. perché ha una specializzazione veramente grande. Io spero proprio che quanto noi stiamo parlando, stiamo dicendo, stimoli la volontà di venire a visitare il museo, non solamente per gli occhiali o per gli astucci, ma anche per quello, per i bambini, per istruire i bambini su che cos'è anche la civiltà, perché qua si tratta anche di civiltà. L'occhiale è nato in Cadore nel 1878, se non sbaglio, ha portato un certo tipo di civiltà. Adesso a che punto siamo con tutto questo, non dico fuggi-fuggi, ma spostamento di certe aziende verso Longarone o addirittura in Cina? È cambiato, Vittore, sicuramente il contesto del Cadore negli ultimi anni, insomma, si è globalizzato come un po' tutta l'economia, si è spostato molto della produzione a Longarone, che insomma io dico sempre è un male minore, siamo a un quarto d'ora dal Cadore, insomma credo che lo spostamento si può fare, il grosso è stato quando la produzione si è spostata altrove, lasciando parecchi nostri terzisti in difficoltà. Ora è un distretto stabilizzato, anzi sta tornando parecchio la produzione, il Made in Italy, perché viene richiesto, ci sono ottime aziende sul territorio che vogliono essere sul territorio perché hanno capito che essere qui significa poter vantare una storia e un'esperienza nella lavorazione, quindi sono anche positiva, ecco, poi è chiaro che questo lockdown potrebbe aver cambiato tutto, però prima del lockdown, ecco, io credo che non si tornerà qui in Cadore agli anni 70, insomma, ecco, dove la produzione dell'occhiale era l'unico lavorazione o quasi unica lavorazione che c'era qua, però era un ottimo distretto ancora. Io so che ormai non è più un ragazzo, quando l'ho conosciuto io era un ragazzo pibirotto che è andato in Cina a studiare fra Milano e la Cina come si poteva fare per riportare in Italia le produzioni che erano state trasferite in Cina. E so che qualche risultato l'ho anche ottenuto, perché per esempio la Chicco ha rispostato in Italia lo stabilimento che aveva fatto in Cina, o meglio ha lasciato la dependenza in Cina, ma la testa l'ha riportata in Italia. Spero che questo succeda anche con gli occhiali, non è possibile forse? Sì, sicuramente sì, ma già tanto c'è stato ultimamente anche un grosso sviluppo a Longarone di tante aziende, insomma anche del lusso, che hanno riscelto la produzione Made in Italy e quindi un ritorno sul territorio, quindi sicuramente è possibile già in atto anche nell'occhiale. Ecco, voi tra l'altro partecipate alla giornata nazionale dei musei. Sì. Che cosa si fa in questa giornata? Ma dipende, sono tante. Noi partecipiamo quando possiamo a tante giornate nazionali, che non è che richiamano un grandissimo numero di visitatori, considerando che siamo sempre a Pieve di Cadore, purtroppo siamo in una zona un po' periferica, no? Per quanto riguarda queste giornate, però ci permette di avere una visibilità all'interno di siti e di eventi, insomma, ecco, sicuramente importanti e quindi partecipiamo tenendo, non so, il museo aperto straordinariamente la domenica, organizzando attività particolari, visite guidate diverse, oppure se è la giornata la FAMU, che è la giornata delle famiglie al museo che si svolge in ottobre, organizziamo attività didattiche per le famiglie, quindi non solo per i bambini, ma spingiamo anche i genitori a rimanere all'interno del museo e divertirsi insieme ai bambini, quindi insomma ecco, cerchiamo di partecipare per dare visibilità al museo. Allora adesso che c'è quell'azienda che sta facendo la promozione per Pieve, che ha inventato il nido, all'interno del nido mettiamo anche il museo allora. Vabbè, direi proprio di sì, insomma, che è una cosa da mettere sicuramente. E penso che quella sia un'idea veramente accattivante e anche che porterà senz'altro un interesse, specialmente quest'anno che si pensa, si parla che saranno occupate tutte le case come c'era una volta con la villeggiatura.
non con il turismo ma con la villeggiatura. E questo penso sia... Ma guardi Vittorio, dicono, come dicevo all'inizio, che sarà l'anno della montagna. I numeri delle prenotazioni sembrano avallare questa idea che appunto la montagna sarà, sarà il suo anno. Sì. E l'idea, insomma, ecco, di promuovere il territorio da parte del comune era un modo per aiutare le nostre attività messe in difficoltà da questo periodo di chiusura, e io credo che poi se un turista viene a Pieve e conosce il patrimonio naturalistico e culturale di questo comune, poi ci ritorna, insomma, a Pieve. Cioè questo nido diventa sempre più accogliente. Esatto, e può accogliere sempre più... Sì. Allora, ringraziamo la signora Zandonella per quanto ci ha detto, e penso interesserà moltissimo anche i nostri ascoltatori. Le diamo appuntamento alla fine della stagione per vedere come sarà andata, e intanto salutiamo lei e salutiamo i nostri ascoltatori. Buona giornata. Grazie Vittorio, buona giornata a tutti e ci rivediamo a settembre allora. E ci vediamo a settembre. Grazie.